Oh, buongiorno. Oggi vorrei un po' di pane, quello che fai tu, quello con le olive. Vieni. Ti metto via sto pezzo di pane, dai. È ancora crudo, però guardate qua. Guardate. E con le olive, eccoci qua. 1 chilo di farina 00, 750 grammi di acqua tiepida, 10 grammi di lievito di birra fresco, 20 grammi di zucchero, 25 grammi di sale e olive. Queste qua taggiasche con tutto l'olio. Vi fate una prima impastata, lo fate raddoppiare e poi ci buttate le olive dentro. Ecco qua, vedete? Dopo che è avvenuta la prima lievitazione, diciamo che la pasta è scoppiata, lo reimpastate di nuovo e ci mettete le olive. Se non ci volete mettere le olive, ci mettete proprio niente, solo 20 grammi di olio. E adesso aspettiamo di nuovo il raddoppio dell'impasto. Vieni. Guarda qua, babà. Adesso prendete un ruoto bello alto e ci buttate dentro tutto l'impasto che abbiamo fatto con le noci che aggiungiamo adesso, un po' di noci sopra per sempre saporite. E adesso lo facciamo riposare un'altra mezz'oretta nel forno spento con la lucina accesa. Pronti, preriscaldate il forno alla massima potenza e per 10 minuti cuocete il pane. Fra 10 minuti cambiamo la temperatura. Passati 10 minuti a 200 gradi. Adesso proseguiamo la cottura a 200 gradi per 30 minuti. Ogni tanto gli tratta un occhio. Eccolo qua ragazzi, è pronto. Io l'ho già anche tagliato. Che profumo, mamma. Come coscia. Che profumo. E se la ci deve sto pane, scrivetemelo nei commenti, no?